Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Passo Valles, al confine fra Veneto e Trentino. Ci troviamo nel gruppo delle Pale di San Martino. Faremo un percorso super classico, altamente spettacolare. Infatti raggiungeremo il rifugio Volpi, meglio conosciuto da tutti come il rifugio Mulaz. Si tratta di un percorso per escursionisti esperti, in quanto per lunghi tratti è attrezzato, e la nostra prima tappa sarà Forcella Venegia. Dopo circa mezz'ora dalla partenza siamo arrivati a Forcella Venegia. Qui inizia il vero e proprio anello del Mulaz. Infatti noi adesso andiamo a sinistra in direzione rifugio Mulaz e torneremo da destra dalla Val Venegia. Da qui si ha un meraviglioso panorama sulle Pale di San Martino. E adesso la nostra prossima meta è Forcella o Passo Venegiota. Ci troviamo all'interno del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino e stiamo percorrendo un tratto dell'Alta Via numero 2, denominata Alta Via dei Pastori. Si chiama Panda, c'è scritto qua. Stiamo attraversando un breve tratto un po' esposto. Il sentiero rimane comunque molto largo. Eccoci qui, siamo al Passo Venegiota. Le mucche fanno un baccano terribile, qui c'è l'abbeveragio. Adesso, fra poco lì, inizia la parte più impegnativa in quanto attrezzata.
Adesso ecco quello che ci aspetta. Dobbiamo risalire tutto questo enorme gradone e qui ci sarà anche la parte più impegnativa dal punto di vista tecnico. Mi è saltato via un chiodo. È un po' lasco, vero? Mi è saltato via. Eh sì, è proprio saltato via il chiodo. Eccoci al tratto più impegnativo dell'intero percorso.
Sì. Eccoci finalmente in vista del rifugio Mulaz. C'è un bel po' di gente. Arrivare al rifugio Mulaz non è mai banale, da qualunque punto si parta e qualunque sentiero si scelga di fare. Vuoi per il dislivello, vuoi per la lunghezza, vuoi per le difficoltà tecniche. Quello che abbiamo scelto noi è il percorso sicuramente più impegnativo, ma anche il più bello e più spettacolare, uno dei più belli di tutte le pale di San Martino. Il nostro anello del Mulaz adesso continua. Bisogna salire ancora leggermente fino al passo del Mulaz, che sarà il punto più alto del nostro itinerario. E poi ci aspetta una lunga e non banale discesa che ci porterà in Val Venegia. Eccoci qui a Passo Mulaz. Volendo, poco più indietro c'era la deviazione per salire fino alla cima del Mulaz che abbiamo fatto molti anni fa, ma era un percorso più breve di oggi. Adesso invece scendiamo giù in Val Venegia.
Bene, la discesa infinita è quasi finita. Siamo arrivati al bivio, giriamo a destra, scendiamo giù. Il sentiero Quinto Scalet finisce qui. Malga Veneggiota è a 10 minuti, ma noi adesso dobbiamo chiudere l'anello del Mulaz. Quindi Forcella Venezia, Passo Valles, numero 749, un po' di salita. Stiamo arrivando dopo una salita impegnativa finalmente a Forcella Venezia. Eccoci qua. Siamo tornati a Forcella Venezia, chiudendo così l'anello del Mulaz. Lungo, tecnicamente impegnativo, con molto dislivello, a saliscendi, però di grandissima soddisfazione. E ribadiamo, solo per escursionisti esperti. Adesso, in meno di mezz'ora, attraverso il sentiero dell'andata, torniamo al Passo Valles. Noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E in più, seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Ante Lacus Autos. Grazie e alla prossima escursione con Ante Lacus.